Buongiorno e benvenuti. Oggi è lunedì 16 febbraio 2026. Il sole sorge alle 7:07 e tramonta alle 17:43, la luna si leva alle 8:01 e cala alle 15:22. Il santo del giorno è Santa Giuliana. Il nome Giuliana ha origini latine e significa appartenente alla gens Giulia. Oggi si celebra la festa della mimosa a Mandelieu, in Francia. Si tratta di una celebrazione francese che si distingue anche per le battaglie di fiori. Sfilate di carri addobbati con fiori e mimose, gruppi folcloristici provenienti da tutto il mondo ed usanze affascinanti coinvolgono i partecipanti e gli spettatori. Durante questo evento le fioriture di mimosa vengono lanciate alla folla, creando un'atmosfera gioiosa e colorata. Mandelieu, la Napoule, capitale mondiale della mimosa, si tinge di giallo luminoso delle mimose del folklore locale, facendo di questo centro un luogo incantato e magico. Il primo festeggiato di oggi è Claudio Amendola, attore, conduttore e regista che spegne 63 candeline. Lo conosciamo soprattutto per il suo ruolo di Giulio Cesaroni nella serie TV I Cesaroni. Amendola ha anche vinto un David di Donatello come migliore attore non protagonista per il film Un'altra vita. Il secondo è Federico Bernardeschi, calciatore di 32 anni. Cresciuto nella Fiorentina, ha poi vestito la maglia della Juventus, vincendo 4 scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. Con la nazionale ha conquistato il titolo europeo nel 2021, segnando 2 rigori decisivi nelle semifinali e nella finale. Il terzo è Valentino Rossi, il campione di motociclismo che oggi compie 47 anni. VR46 è una leggenda di questo sport con 9 titoli mondiali vinti in 4 classi diverse, 125, 250, 500 e MotoGP. Ha regalato grandi emozioni e spettacolo a milioni di appassionati, sfidando grandi rivali come Biaggi, Stoner, Lorenzo e Marquez. Ora è il proprietario della squadra VR46 che ha lanciato tanti talenti. Dopo più di un mese di scontri in tutta la Sicilia, originati dai moti scoppiati il 12 gennaio a Palermo, il 16 febbraio del 1848 l'esercito borbonico è costretto ad abbandonare Catania in rivolta. La rivoluzione siciliana è la prima a scoppiare in Europa in un anno di grandi tumulti popolari nel continente. Ma sapevate che è possibile posizionare un magnete su un altro materiale e vederlo levitare? Il materiale in questione sarebbe un superconduttore che permette il passaggio di corrente senza opporre resistenza. Vengono generalmente utilizzati per costruire elettromagneti potentissimi come quelli utilizzati negli acceleratori di particelle. Se sopra il materiale di questo tipo viene posizionato un magnete, quest'ultimo rimarrà in levitazione spesso a causa della presenza di un campo magnetico che lo respinge. Buon inizio settimana ai 12, una settimana un po' speciale che presenta delle configurazioni del tutto nuove. Saturno e Nettuno sono definitivamente in Ariete e cambia un po' la governance dello zodiaco. Ma cosa accade per gli altri segni zodiacali? Scopriamolo insieme. Ariete, per voi proprio siete il segno più interessato di tutti dalle novità di questa settimana, perché Saturno e Nettuno vi obbligheranno a varare dei progetti a lunghissima scadenza, a riprendere la vostra carriera e a cambiare le vostre vite in maniera radicale. Toro, per voi oggi è una giornata molto intensa. Saturno e Nettuno fanno già sentire su Urano, vostro ospite, un certo freno sull'intemperanza anche del Sole e di Marte, che invece lo tendono ad innervosirlo. Tutto rientra bene come voi volete. Gemelli, per voi la vostra giornata si apre la settimana con grande positività e voglia di fare. Mercurio, così di nuovo smarcato dalla compagine planetaria e in trigono stupendamente a Giove, vi impone una certa sintesi. Cancro, Giove nel
vostro segno zodiacale si avvale di Mercurio e di Venere per comunicare bene, meglio in amore, ma anche in tutte le altre relazioni. Leone, per voi inizia una settimana molto più leggera e soprattutto confortata dall'appoggio forte al lavoro e nella realtà di Saturno e di Nettuno. È molto probabile che state coltivando un sogno e state trovando i mezzi per realizzarlo. Vergine, per voi la giornata inizia molto bene, visto che Mercurio e Giove sono in ottima relazione, Mercurio è anche il vostro pianeta, quindi da oggi arrivano delle bellissime notizie dopo un San Valentino che vi ha fatto sognare. Bilancia, giornata oggi interessante, proprio perché ancora Plutone e la Luna sono in trigono, ma anche Sole e Marte vi danno forza ed energia. Se dovete affrontare qualcosa di complesso e di corale questa settimana, sarete assolutamente i più forti dello zodiaco. Scorpione. 4 pianeti ancora in quadratura, ma Venere e Mercurio non vi fanno mancare l'amore e la comunicazione affettiva. Saturno ha smesso un po' di ansiarvi, vi sentite più liberi e leggeri rispetto al lavoro. Sagittario, un trigono stupendo da Saturno assicura da ora in poi che il vostro successo lavorativo sarà una certezza. Capricorno, interessantissimo per voi vedere come il vostro pianeta Saturno, seppure tecnicamente in quadratura, e sta muovendo un po' le cose proprio per realizzare dei progetti molto belli e interessanti in cui avete messo letteralmente l'anima. Acquario, per voi continua il tripudio di cose da fare, anche se accusate una certa stanchezza, visto che ora il Sole è in quadratura proprio col vostro pianeta Urano. Attenzione ai piccoli imprevisti. Pesci, per voi è una giornata molto piacevole, Venere e Mercurio vi allietano e iniziate la vostra prima settimana dopo anni senza Saturno e Nettuno. Che dirvi, godetevi Venere che porta sempre bene. Ha battuto il regime del presidente Fulgencio Battista, costretto ad abbandonare l'isola il 16 febbraio del 1959. A Cuba, Fidel Castro viene nominato premier. Un ruolo che il capo della rivoluzione, al quale viene attribuito l'appellativo di leader massimo, manterrà fino al 2008. Vedere tutto rosa. E se il nero viene solitamente associato a qualcosa di negativo e triste, il rosa viene visto invece come il colore dei balocchi, dei bambini, della serenità e della gioia. Per questo, se si vede tutto rosa, significa che si è ottimisti e che si riesce sempre a trovare del positivo in qualsiasi cosa. Oggi ricordiamo la figura di Kim Jong-il, il leader della Corea del Nord dal 1994 fino alla morte avvenuta nel 2011. La sua nascita è avvolta nel mistero. La data e il luogo sono incerti. Durante il suo regime mantenne la Corea del Nord come un paese isolato, pericoloso e oppresso, promuovendo un estremo culto delle personalità e vivendo nel lusso. Tra i suoi atti più noti il rapimento del regista sudcoreano. Morì per un infarto in treno e il suo corpo fu imbalsamato riposando accanto a quello del padre. Gli successe il figlio, Kim Jong-un. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. La paura è la più grande responsabilità di tutte. Anche oggi è arrivato il momento di salutarci. Iniziamo al meglio questa settimana. Mi raccomando, io vi aspetto sempre qui domani alla stessa ora e vi auguro una buona giornata.